Ciao, sono Alessandro Talotti, faccio salto in alto, ho partecipato a 2 Olimpiadi, sono un friulano doc e portare i colori della nostra regione nel mondo, nelle gare internazionali è per me un onore e anche un privilegio. Sono contento di appartenere a questa regione del Friuli Venezia Giulia perché mi ha dato le possibilità con gli impianti sportivi, le strutture di crescere e con gli investimenti che stanno facendo ancora oggi per molti giovani sarà facile fare questo sport che è bellissimo. Il salto in alto mi ha dato tante soddisfazioni, prima su tutte le 2 Olimpiadi, Atene e Pechino, adesso mi sto preparando per Londra 2012 e il più bel salto della mia vita l'ho fatto a Glasgow nel 2005 dove ho stabilito il record italiano indoor. Il Friuli è famoso, è una terra di saltatori e quindi mi sento di portare avanti questa tradizione e mi impegno ogni giorno per salire sempre di più e magari partecipare alla 3ª Olimpiade della carriera che sarebbe forse l'ultima per me. Vi aspettiamo tutti all'evento Sport in Festa il 29 luglio e il 5 agosto al Città Fiera a Udine per celebrare tutti gli sportivi del Friuli Venezia Giulia. Ciao, sono Enzo Del Forno, un atleta dei vecchi tempi del salto in alto, specialità stile ventrale, oggi non più in uso, e ho partecipato alle Olimpiadi di Monaco nel 1972, un'Olimpiade funestata anche da rivolte, diciamo così, tra israeliani e palestinesi. E sono stato anche campione italiano, ho portato il record a 2,22 m. Attualmente esercito anche l'attività di tecnico nazionale, sempre nel salto in alto, curando poi i giovani di tutta Italia, sia a livello maschile che femminile, e cerco di dare a loro quelle cose di cui ho fatto tesoro in tutti questi anni. Fare attività sportiva è stata per me una grande soddisfazione che mi ha portato anche nel mondo poi del lavoro. Sono stato insegnante di educazione fisica nelle scuole superiori e nelle scuole medie e ho cercato di dare sempre questo coinvolgimento dei giovani all'attività sportiva. Oggi sono qui a dirvi: fate dell'attività sportiva, giovani, praticate qualsiasi attività sportiva. Certo, naturalmente vi dico, fate l'atletica, fate il salto in alto, ma naturalmente fare l'attività sportiva è qualcosa che vi dà prima di tutto una volontà, un coraggio, una sistemazione anche della propria volontà nel mondo del domani. Vi aspetto tutti all'evento Sport in Festa al Città Fiera il 29 luglio e il 5 agosto. Ciao a tutti!